È andato a Emmanuel Carrère il premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa 2016, giunto alla sua 13ª edizione. A consegnarlo il sindaco della città Franco Valenti in una piazza Matteotti gremita di folla per l'evento e alla presenza di numerose autorità. La giuria del premio, formata da Gioacchino Lanza Tomasi nella sua qualità di presidente, Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficarra e Mercedes Manmai, hanno voluto riconoscere l'ambito riconoscimento allo scrittore Carrère per l'opera Il Regno, edito da Adelphi. Lo scrittore è nato a Parigi e anche sceneggiatore e regista. Nell'opera Il Regno, lo scrittore conduce un'inchiesta su quella piccola setta ebraica che sarebbe diventata poi il cristianesimo e fa rivivere nel suo racconto gli uomini e gli eventi del I secolo d.C. come se fossero a noi contemporanei. Sul palco, dopo la consegna del premio da parte del sindaco Franco Valenti, anche l'esibizione di 2 cantanti di fama della musica italiana come Raff e Ron, con dei frammenti del Gattopardo riproposti dall'attore Leo Gullotta. Serena Autieri ha condotto l'evento. Il premio Tomasi di Lampedusa ha avuto un'appendice anche presso la Valle dei Templi di Agrigento. Nella serata di sabato sera una conferenza stampa è stata tenuta da Emmanuel Carrère presso lo splendido scenario del Tempio di Giunone, alla presenza del sindaco di Santa Margherita del Belice Valenti, del componente della giuria Mercedes Monmai, del presidente della giuria Gioacchino Lanza Tomasi, del direttore del Parco della Valle Salvatore Parello, con un interessato pubblico che è intervenuto dialogando con lo scrittore. Devo dire che per Santa Margherita di Belice ormai il premio letterario è diventato l'appuntamento più importante e riusciamo finalmente anche a raccogliere, devo dire, i frutti di uno sforzo grande che è quello appunto di promuovere la nostra città attraverso l'impegno culturale. Il premio Giuseppe Tomasi di Lampedusa ormai penso che sia appunto uno degli appuntamenti culturali più importanti, più seguiti e anche quest'anno penso che abbiamo confezionato una bella edizione. Dobbiamo ringraziare sempre la nostra giuria, Gioacchino Lanzi Tomasi, che ci ha permesso in questi anni, in questi 13 lunghi anni di premio letterario, di avere a Santa Margherita di Belice la possibilità di conoscere forse gli scrittori più importanti, i personaggi più importanti della letteratura mondiale. È un romanzo quelli che sono i primi 50 anni della predicazione evangelica. Gesù morì nel 33. I primi documenti scritti sono il 36-37, si va fino al 90, al 90 finisce. È un romanzo di quello che è stato, tutto questo è collegato ad altre sue esperienze, insomma non è un libro assolutamente bigotto, è un libro anzi che dà per autentiche tutte quelle cose che la Chiesa ha cancellato, che so che Gesù aveva dei fratelli, quindi Maria aveva degli altri figli, per esempio tutte queste cose sono date che insomma erano riferite nella scrittura. Ci sono 4 ragioni principalmente, che l'ammirazione che ha per l'autore del Gattopardo, ma anche l'autore della Sirena, che è un libro che gli piace moltissimo, dopo l'ammirazione per tutti i suoi precedenti premiati di tutti gli anni, anche ringrazia la giuria e la quarta è che me l'hanno detto, che l'hanno dato un grande piacere per riceverlo, un grande piacere. Sì, rientra diciamo, nella programmazione che il parco sta facendo per la presentazione di autori nella valle e questo ci sembra diciamo, una eccezionalità, cioè l'aver avuto la possibilità di ospitare Carrère per noi è motivo di orgoglio e di prestigio e soprattutto per confermare il fatto che la Valle dei Templi è un patrimonio universale e quindi la possibilità di ospitare ospiti così illustri ci colloca sempre più in una dimensione internazionale.